21:14, buonasera, ben ritrovati con Ring. La nostra regione in questo momento è al centro, ancora una volta è capitato qualche settimana fa, lo ricordate, con il presunto attentato a un traliccio, è ancora al centro degli intrighi veri o presunti internazionali, in questo caso per quanto concerne la base di Aviano, di cui tante volte anche in questo studio in questi mesi abbiamo parlato, il coinvolgimento o meno nella logistica o meno, o meglio, o più, verso il conflitto che America e Israele ha voluto nei confronti dell'Iran. Ora vi presento rapidamente gli ospiti. Con Emanuele Sergio e Alessandro Fiermonte in regia vi faccio vedere il sondaggio di questa sera, ricordandovi anche come nell'ultima parte torneremo a parlare di alpini con gli alpini dopo Gemona, quindi Raduno Triveneto, vietare i social agli under 14, gli under di 14 anni. Questa è una proposta di legge che c'è tra l'altro a firma del presidente del vicino Veneto Alberto Stefani, di fatto appoggiata a pieno anche da Massimiliano Fedriga ieri nel report per le sulle dipendenze che hanno presentato ieri con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e altri governatori. È un'idea secondo voi, visto quello che stiamo vivendo? Telefonate a uno dei due numeri, sentirete segnale di occupato, ma perché è un sondaggio anonimo e gratuito. Saluto e ringrazio Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle. Buonasera, grazie per l'invito. Roberto Novelli di Forza Italia. Buonasera. Alberto Budai della Lega. Buonasera. Collegato c'è Roberto Cosolini del Partito Democratico. Fatemi salutare Buonasera. Cosolini. Buonasera Cosolini, però ho chiesto gentilmente, e lo ringrazio per essere nostro ospite, i primi minuti, il generale Leonardo Tricarico, che è già stato, sapete, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, esperto ovviamente di queste vicende. Tra l'altro, generale, grazie, buonasera comandante, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, buonasera. Le ruberò qualche minuto, ma è davvero interessante capire come lei legge questa vicenda, e spesso vedo che viene interpellato ovviamente quando ci sono simili questioni. Oggi lei al Corriere ha detto che spesso l'America è disinvolta. È un'espressione strepitosa nella sua molteplicità di significati e implicazioni. Ora, è possibile, comandante, che sotto il nostro naso, con gli accordi che lei stesso ricorda, un conto è la NATO e sotto quell'ombrello di fatto è tutto ben definito e il controllo, piazza di espressione, non è necessario perché si sa che c'è quell'ombrello lì? È possibile che invece noi adesso vi faremo sentire Giorgia Meloni pochi minuti fa ad Antibes in Francia, perché era con Macron in questo bilaterale, e ha parlato ovviamente della vicenda, ribadendo come c'è il comunicato di Crosetto, parole condivise, se volete lo facciamo vedere, cioè noi non abbiamo partecipato al conflitto, non erano aerei che sono andati decollati da qui e andati a partecipare al conflitto, sono solo operazioni logistiche. Cioè, innanzitutto come la vede lei? E poi vorrei capire se sotto al naso ci può capitare una cosa del genere non prevista, non concordata. Prego, comandante. Ma sì, guardi, io intanto non so che cosa è successo, perché bisognerebbe esaminare le carte, interrogare testimoni, andare presso gli uffici volo, sentire le registrazioni radio, allora forse se ne verrebbe a capo. Ecco, il sospetto è che lei ha evocato il termine che ha usato, disinvolto, no? In effetti è questo l'atteggiamento che gli Stati Uniti hanno nell'utilizzo di queste basi, partendo da un concetto sbagliato, ossia loro sono convinti che siano basi americane. E anche noi nella terminologia delle volte sbagliamo, perché diciamo basi americane, no, sono basi italiane in concessione agli Stati Uniti a particolari regole che molte volte non sono conosciute, se sono conosciute vengono riguardate con una certa leggerezza e superficialità, e quindi questo può portare a trasgredirle o inavvertitamente, ripeto, nella falsa intesa che siano basi loro, o anche consapevolmente approfittando della buona fede degli italiani. Ecco, lì ad Aviano per esempio avete un comandante italiano affiancato a un comandante statunitense.
Le regole dicono che il comandante italiano deve avere piena visibilità, totale visibilità sulle operazioni statunitensi. Questo naturalmente dovrebbe avvenire. Non sempre diciamo, questa fiducia viene ben riposta. Io ad Aviano, insomma, sempre per restare ad Aviano, io ho fatto le indagini, sono stato il presidente della commissione che indagava sul Cermes, ricorderete, Ecco. quel prowler decollato proprio in Laviano e che fece 20 o 21 morti diciamo stranieri, la funivia del Cermes. Ecco. Lì è un caso classico perché facendo appunto le indagini sotto diciamo, una mia direzione appurammo che quel piano di volo fu diciamo Cambiato. compilato. Sì, fatto da loro. Fu fatto come se fosse un equipaggio NATO e quindi proditoriamente, mentre invece era un equipaggio statunitense dei Marines che erano in transito sulla base di Aviano. Ancora ad Aviano ricorderete Abu Omar, no? Esatto. Ecco, lì, da lì fu rapito, probabilmente c'era un mezzo, non un totale, ma un mezzo consenso del governo italiano, comunque di qualcuno dei servizi segreti, e però questi sono due casi che la dicono lunga su come gli statunitensi potrebbero approfittare della buona fiducia, della buona fede, diciamo, e della fiducia che gli italiani concedono loro. Senta comandante, due cose perché mi ha colpito molto. Ora è chiaro, io da uomo della strada direi, e allora si può mettere sotto il, definiamolo, finto ombrello NATO un'operazione, quindi un decollo che poi non sappiamo invece va a fare altro, cioè va in Iran, ecco, per essere, no, o in zona limitrofa. Immagino di no, lei ci ha citato anche il ruolo del comandante e poi sul quale vorrei approfondire. Risposta? Cosa dice? Ma guardi, io non escludo che questo accada, gliel'ho detto, e per esserne certo, sia che sia accaduto sia che non sia accaduto, andrebbero fatte delle verifiche che al momento nessuno sta facendo, non so neanche se sia il caso di farle, facciamo finta che diciamo, le cose siano andate secondo le norme. Di una cosa io sono certo però, che il governo diciamo, non era consapevole, seppure vi sia stato un comportamento scorretto, e che quando diciamo, ne è venuta a conoscenza, come quel bombardiere che non è stato fatto atterrare a Sigonella, esatto, è successo diciamo, quello che è successo, l'ira di Trump, che potrebbe aver causato anche paradossalmente la reazione di Rutte, insomma. Eccolo qua, allora il numero uno della NATO che dice ieri all'incontro con Trump, quello che via messaggino chiamava papi, ma vabbè lasciamo perdere, diciamo, per accreditarsi dice guarda che la NATO sta facendo, abbiamo fatto, diciamo i paesi europei più che altro, i paesi europei hanno fatto 500 decolli, quindi da lì parte il caso, i decolli quindi sono partiti dall'Italia, ci sono delle basi italiane appunto in mano agli americani dalle quali si è partito, così come la Romania, questi due casi prevalentemente. Dopodiché dice giusto il generale, perché allora la rabbia di Trump che motivazione ha se noi appunto ci siamo attenuti a questo, siamo restati fuori, nel momento in cui ci hanno chiesto di più non l'abbiamo dato, quindi c'è anche sul fronte politico di cui che affronteremo dopo, c'è questo ovviamente doppio dibattito. Ma comandante, l'ho capito, noi abbiamo la forza, allora è possibile che sia andata un po' come occhio non vede, cuore non duole, diciamo, no? Banalizzo, ma sempre per come la posso capire io, in una condizione di estrema delicatezza, cioè noi non autorizziamo, non deve succedere, poi se succede non lo sappiamo, quindi è un dato banale che noi non immaginiamo, ma potrebbe essere. Secondo dato, abbiamo la forza di andare a vedere lì cosa c'è, cioè noi sappiamo per filo e per segno cos'ha quel mezzo, cos'ha quella cisterna, immagino che cisterna porti carburante, quel che è, o un grande C-130, i grandi mezzi per il trasporto americani, che cosa hanno dentro, cioè, adesso la bolla di carico, dico banalmente, no? È una cosa che noi possiamo fare? Ma guardi,
teoricamente potremmo farla, ma lei se invita a cena un suo amico lo perquisisce prima di farlo entrare, cioè sono cose, cioè sono amici ed alleati. Allora dovremmo fare dei controlli più invasivi, più perentori, più fiscali. Questo, come lei può immaginare, è insomma una cosa che teoricamente è possibile, praticamente non la si fa. Io penserei però che se noi non siamo, diciamo, convinti di avere le garanzie che ci debbono essere fornite, dovremmo un po' rivedere queste norme, naturalmente con tutta la calma del caso, senza sollevare polveroni, ma questo forse è il momento di cominciare un po' a fare una revisione critica un po' di questa coesistenza italo-statunitense, ma io comincerei però dal segretario della NATO, perché vede, quello che non è stato detto a sufficienza è che lui non può parlare, ossia le sue prerogative, quelle scritte nel Trattato del Nord Atlantico, gli consentono solamente di guidare le consultazioni degli alleati e di dare compimento alle decisioni prese dal comitato, non può fare nient'altro. Se vuole fare una dichiarazione deve ottenere il consenso di tutti e 32, nessuno escluso, basta che ci sia uno che dice no, tu questa cosa non la dici, lui deve tacere. Ecco, allora questo è un brutto difetto che purtroppo si è radicato nei comportamenti di questi signori, anche del suo predecessore. Questo sta esagerando perché è anche fantoziano, diciamo, oltre ad essere loquace. E allora bisogna che qualcuno glielo dica, e nella fattispecie io credo che l'ambasciatore italiano dovrebbe farlo, dovrebbe chiedere alla Farnesina le istruzioni, andare da Rutte e dire che da adesso in poi non gli sarà più consentito, perlomeno per quello che riguarda noi, di parlare senza ottenere l'autorizzazione prevista. Generale, io voglio ringraziarla perché diciamo, col ruolo pesante e importante che ha avuto, lei ha una chiarezza anche nel farci capire queste vicende complesse che è unica. Davvero grazie al generale Leonardo Tricarico, grazie davvero per essere stato con noi, buonasera. Vi faccio ascoltare Giorgia Meloni che cosa ha detto poco fa appunto su questa vicenda, vediamo. Guardi, vale quello che ha già detto il Ministro Crosetto, io ho condiviso ogni parola che il Ministro Crosetto ha detto tra ieri e oggi. Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata da parte del presidente americano, come lei sa, molto spesso. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, chiaramente, cedendo le basi per attività che non erano cinetiche, ma che erano di natura logistica e tecnica, e quando si è prospettato, e lo sapete anche questo perché è stato ampiamente scritto, quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione, come ripeto è ampiamente noto. Quindi il governo ha fatto esclusivamente quello che ha dichiarato in Parlamento, come del resto lo stesso Mark Rutte ha confermato anche ieri dallo studio Ovale, segretario generale nella sua, diciamo così, entusiastica ricostruzione ha messo insieme cose che in realtà sono diverse tra loro, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, e lui stesso poi ha corretto e puntualizzato. Ministro Tajani ha parlato oggi con il suo omologo iraniano e anche da parte iraniana mi pare che si sia compreso che c'è stata da questo punto di vista un'incomprensione. Dopodiché non so dirle diciamo, questa semplicistica ricostruzione come sia emersa, probabilmente appunto tentativo di preparare al meglio il prossimo vertice della NATO, ma in ogni caso credo che si debba essere prudenti quando si parla di queste materie. Allora, non solo prudenti, ma è un tema di sicurezza e anche nazionale, non solo. Mi dai un attimo velocissimamente il comunicato di questo pomeriggio, insomma, il comunicato di oggi ecco, il ministro Crosetto, grazie. Le parole a caso del segretario generale della NATO inopportune e superflue, o dice poi che lo Stato Maggiore non ha alcuna difficoltà a relazionare volo per volo, giorno per giorno, lo fece già al Parlamento, lo ricordate? Facemmo un pezzo nello scorso aprile con tutta
l'elenco tracciato da Crosetto. Non basta neppure la precisione arrivata ieri dalla NATO, ci sono ancora giornali che mettono in dubbio, cioè tutta questa cosa qui. Dice: non si è messa in discussione soltanto la posizione del governo, si è finito per insinuare dubbi sulla credibilità di un'intera istituzione, delle forze armate. Dice: il numero dei voli transitati nelle basi italiane tra il 28 febbraio e il 23 giugno è sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti e in diversi casi persino inferiore, lo aveva già detto in aula. Insomma, dice che ovviamente tutto ciò mette in pericolo anche la sicurezza, no? Prova ne sia la rabbia del ministro iraniano che dice: oh, ma quindi avete partecipato anche voi? Poi la precisazione, si è sentito con Tajani, eccetera. Allora, ha ascoltato e mi date ancora lo studio, grazie. Ora abbiamo più dubbi che certezze dopo Tricarico, secondo me, no? Dopo aver sentito il già capo di Stato dell'aeronautica. Sì, questo è vero, però voglio tornare su Rutte. Credo che il segretario generale della NATO, che non è mai stato un grande amico dell'Italia, dopo queste affermazioni improvvide ponga a tutti noi una domanda: o ci fa o ci è. Nel senso che o lo ha fatto con la consapevolezza che le sue dichiarazioni avrebbero provocato tutta una serie di reazioni, oppure lo ha fatto con una incolpevolezza dettata dal fatto che si è espresso così all'evviva il parroco, e questo sarebbe ancora più grave. Quindi io credo, anche avendo letto la stampa in questi giorni, che in realtà le sue parole non siano state casuali, siano state dettate dalla consapevolezza che avrebbe provocato tutta una serie di conseguenze e di reazioni. Perché non ha parlato delle basi greche? Perché non ha parlato di altre basi che ospitano gli aerei e comunque le strutture militari americane, ma si è concentrato su 2 soli paesi dopo la visita dal presidente Trump, dove a me è sembrato personalmente che abbia fatto un po' da scendiletto nel rapporto con Trump. Quindi ecco, tutte queste domande a cui noi non abbiamo, ovviamente, soprattutto noi che non siamo dei tecnici, delle risposte, trovano un po' però un collegamento assolutamente di competenza sulle parole che ha detto il generale. È abbastanza chiaro a tutti che noi siamo un paese alleato degli Stati Uniti da sempre, indipendentemente dalla presidenza che in questo momento ci sta creando dei problemi anche di credibilità e ci sta danneggiando anche come immagine di un paese che invece rivendica il diritto di essere un paese della NATO, un paese alleato degli americani che esige rispetto, Però questa condizione, diciamo, che si è creata con il Presidente degli Stati Uniti, che si esprime in un certo modo rispetto al nostro capo del governo, con il segretario generale della NATO che dice delle cose che tra l'altro sono anche delle cose che hanno delle fonti segretate. Cioè non dovrebbe dire, non dovrebbe riportare, con dei numeri precisi, 500 voli, lasciando poi la cosa buttata lì, perché non ha specificato i 500 voli, erano voli logistici, sono stati semplicemente di supporto. Lui ha messo lì una frase e questa frase ha creato quello che adesso si sta sviluppando. Io credo che, se dovessimo ragionare in base alla politica italiana, dovremmo chiedergli di dimettersi. Allora Capozzi, pare voi abbiate fatto spesso qualche approfondimento, richiesta, sì. No? Dica, poi Budai e Cosolini. Ma anche in questo caso ho fatto un'interrogazione proprio per avere trasparenza e per capire che cosa è accaduto sul nostro territorio, ma questa interrogazione risale proprio all'altro giorno, ne ho fatta ancora un'altra nel 2024 che è ancora inevasa, e questo perché da parte nostra la preoccupazione è tanta e le parole di Ruth destano sicuramente delle perplessità, perché se dal punto di vista politico uno può dire ecco ha sconfessato l'ennesima rappresentazione fatta dalla Meloni, perché prima è amica di Trump, poi questa amicizia viene sconfessata, poi dice sono vittima perché ho detto no all'utilizzo di basi
e interviene il segretario generale per dire invece che dal nostro territorio sono partiti addirittura 500 aerei, quindi da qualche parte qualche falla ci sta e io onestamente il dubbio ce l'ho, ma ce l'ho ancora di più a seguito anche dell'intervento fatto dal generale in questa trasmissione, perché il generale dice: parliamo di basi che sono italiane date in uso agli americani, però non possiamo chiedere agli amici che vengono a cena, non li possiamo perquisire. Io questa cosa la trovo gravissima, perché poi si innesca in un periodo storico importantissimo dove ci sta un conflitto e che ci può vedere appunto coinvolti, tant'è che è stata legittima la reazione dell'Iran di chiedere se appunto da parte dell'Italia c'è stato un coinvolgimento, perché non sono frasi che possono essere lanciate a casaccio e quindi serve una risposta chiara da parte del nostro territorio ed è inaccettabile che si dica che partano degli aerei su cui non si capisce appunto il ruolo che svolgeranno. E perché si arrabbia Trump? Cioè, allora adesso non è che noi parliamo della questione tecnica che affronta, avete visto, poi bisogna vedere le carte a malapena a tricarico. Evidentemente la Meloni è stata così servile nei suoi confronti che avrà disatteso soltanto una qualche richiesta. Ma perché il l'unica problema è cosa solo che mi aver viene da detto dire no è Sigonella questo. o perché allora c'è qualcos'altro, o ha sbagliato o non ha accettato perché tutto. faccio fatica a pensare che un segretario generale della NATO se ne esca con una dichiarazione così al limite, che può avere anche dei risvolti internazionali che possano mettere in pericolo il nostro stesso territorio. Budai, poi Cosolini, andiamo in pubblicità, dai. Ma comincio a pensare da chi è governata la NATO a questo punto. E dopo le parole del generale inizio a pensare da chi è governata la NATO, perché se un segretario si lancia in un'affermazione del genere, mi viene il dubbio che veramente ci sia qualcosa di grave, o per far piacere a Trump, o per piacere, no? o non per far piacere. O organizzato in combutta, dopodiché che l'Italia abbia una storia particolare con le basi NATO, perché qualcuno ci ha provato a dire no agli americani, andare contro gli americani. Bettino Craxi ci ha provato, ma sappiamo com'è finita. Certo. Ed è evidente anche che l'Italia una guerra l'ha persa. Noi ci dimentichiamo che 81 anni fa abbiamo perso una guerra. Qualche centinaio di migliaia di americani è morto qui e noi alla fine siamo usciti praticamente come se l'avessimo vinta. Non abbiamo pagato i debiti di guerra, anzi abbiamo avuto aiuti con il piano Marshall che ci hanno permesso di risollevarsi. Tutto questo ha un costo e abbiamo anche degli accordi che ovviamente ci legano in una determinata maniera all'America, che sarebbero da ridiscutere, ma dubito che qualsiasi Presidente del Consiglio in carica avesse potuto interfacciarsi con la politica americana in maniera diversa in questo momento. È chiaro, io sono convinto che dalle basi di Sigonella e Daviano non sono partiti caccia o bombardieri per andare a bombardare l'Iran, ma è evidente che dalle basi americane sono partiti voli come ogni giorno partono a supporto di tutte le basi, centinaia di basi che ci sono nel bacino del Mediterraneo. Non sanno, mentono oppure fanno finta di non vedere, cioè perché adesso di questo noi stiamo discutendo, non del carico, come si chiama, è logistico, non è logistico, no? Che tipo di aereo, dove va la rotta, adesso quelle robe lì. Le basi americane sono interconnesse ed è evidente che determinate basi italiane, spagnole, francesi, rumene, greche, eccetera, 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 sono al servizio di tutta la logistica americana. Quindi è chiaro che dalle basi italiane sono partiti supporti. E chi dice che tipo di supporti? Sicuramente, vista la distanza, non supporti per bombardare direttamente il suolo iraniano. Cosolini, dai, Cosolini, poi andiamo a pubblicità. Ma che dire, il mancato Nobel per la pace, che a Trump. Anche il nostro governo a un certo punto aveva la suggestione di candidare, non concepisce pari dignità degli alleati, questo ormai è evidente. Con lui devi essere fedele e allineato in un rapporto quasi di servilismo. Questo riguarda evidentemente Rutte, che lo chiama Papi, che sta appunto esagerando su una strada che era già stata iniziata
dal suo predecessore, quello di ritenersi una carica monocratica, mentre lui dovrebbe avere un ruolo di garanzia di cui risponde a tutti gli stati, e farà bene il nostro governo se gli chiederà ora in poi di rispettare le regole del gioco. A un certo punto Meloni si è accorta, quando ha cercato, per ragioni di convenienza elettorale, perché ha misurato l'impopolarità trasversale in Italia di Donald Trump, crescente più che negli Stati Uniti, quando ha cercato di mostrare un po' di autonomia, raccontando ad esempio che aveva negato il famoso intervento su Sigonella, lì ha scatenato la reazione. Allora a questo punto, che ci sia stata logistica, non ci sia stata logistica, diventa assolutamente secondario, perché per Donald Trump non c'è un limite. E conseguentemente, siccome per Donald Trump non c'è un limite, o noi abbiamo una forte e chiara dimensione europea dentro la NATO che obbliga al rispetto delle regole del gioco che sono state sottoscritte da tutti, e che Trump peraltro chiaramente ignora, no? Perché dimentica che la NATO è un'alleanza difensiva e l'avrebbe voluta in appoggio a un'offensiva. Oppure cose di questo tipo sono destinate inevitabilmente a ripetersi, e ci pongono con attualità. Poi io sono tra quelli che sperano che l'America democraticamente si liberi di Donald Trump, ma ci pongono con estrema attualità il tema di una maggior forza e coesione a tutti i livelli dei paesi europei. Anche perché non dimentichiamo che c'è stata la candidatura al premio Nobel, e poi c'è stata la barzelletta di creare l'ONU personale, verso il quale abbiamo avuto anche noi un atteggiamento, diciamo, di prudente semideferenza, no? Partecipato esclusivamente da dittatori e autocrati, come se fossero i soggetti maggiormente titolati a garantire la pace nel mondo. Allora, ci fermiamo pochi istanti, poi vi faccio sentire sia Federica che tanti altri che sono intervenuti. A tra poco. I cittadini devono avere però anche la responsabilità di non credere e di non farsi affascinare da quello che è piacevole farsi sentir dire. Raccontando ai giornalisti il momento tutto particolare che sta vivendo la Lega in questi giorni, il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha implicitamente accennato a Futuro Nazionale e al generale Bannacci solo di sfuggita. Sulla fabbrica della nuova Lega Fedriga così ragiona. Noi dobbiamo non soltanto parlare di temi che interessano alla gente, ma anche l'approccio ci deve differenziare dalle altre forze politiche, l'ho detto più volte, mettendo in discussione quello che hanno fatto tutti, dal centrodestra al centrosinistra, nessuno escluso. Fedriga, fra l'altro, indicando la strada da percorrere, torna a quella necessaria sincerità che aveva caratterizzato la sua più recente campagna elettorale. Sono stufo di sentire i soliti slogan che dopo si traducono in una delusione post-elettorale. Penso che dobbiamo ricominciare a raccontare le difficoltà, come abbiamo fatto ad esempio nella campagna del 2023. Io ho fatto una campagna nella quale ho detto chiaramente prima del voto, non dopo: se volete votare qualcuno che risolve i problemi della sanità in un giorno, non votatemi. La chiusura del cerchio è un ragionamento che lo coinvolge anche da amministratore pubblico. Conosco la complessità, bisogna fare passo dopo passo, sapendo che sono magari 3 passi avanti, uno indietro, altri 3 avanti, perché è difficile. Esattamente come in ogni lavoro, figuriamoci nella pubblica amministrazione così complessa, dove risultati fantasmagorici in un giorno non si ottengono. C'è stato nella chiacchierata con i giornalisti tutto sommato poco spazio per altro, soltanto un accenno ad esempio alla questione dei voli partiti da Aviano durante il conflitto Stati Uniti-Iran. Quelli logistici che sono partiti, sono voli di carattere logistico che come previsto dai trattati con gli Stati Uniti. Leggermente più articolato il ragionamento sull'eventuale partecipazione della regione al raddoppio della centrale nucleare slovena di Krško, che sottolinea Fedriga dovrebbe sottostare ad un ragionamento basico. Capire quali sono le possibilità per agevolare il sistema produttivo di famiglie del Friuli Venezia Giulia su costo dell'energia è da fare.
Piccola digressione, con una nota, stamani Fedriga è intervenuto sulla questione Pedocin, agli onori della cronaca dopo la lite di sabato scorso, difendendo e ribadendo l'unicità dell'istituzione triestina. Vabbè, tutto, vabbè, gli ha chiesto anche del Pedocin. Sindaco, visto che Cosolini è stato sindaco, ha visto la polemica del Pedocin, devo chiedere anche a lei, no? Questi turisti sono presa, no? Cosa ha detto? Retrogrado perché c'è il muro separato uomini e donne, il bagno lanterna. Dica qualcosa ma in 10 secondi, perché non pensavo l'avesse commentato anche Federica. È stata montata una grande vicenda, probabilmente da una banalissima discussione dovuta a un malinteso. Ma può succedere che uno arrivi, non sappia, rimanga stupito. Chi conosce un po' più la storia del Pedocin sa che non c'è niente da stupirsi, non è un simbolo di conservatorismo, anzi direi che per certi versi è un simbolo di libertà. Va bene, allora, voglio ripartire visto dalla politica, no? Allora, abbiamo anche Federica l'altro giorno che ha parlato, no? Ha detto a un'iniziativa della Lega, ha detto, se credete che i problemi anche dell'immigrazione si risolvano con una dichiarazione o in poco tempo, in un giorno, non votate la Lega, no? È come dire, allora votate Vannacci se gli credete, no? Se credete che tutto ciò sia possibile. Ora, da questo tavolo e gli effetti che hanno nel centrodestra, ora, qui in Regione Sandra Savino è stata confermata, anzi meglio per la prima volta scelta veramente leader, diciamo ulteriormente leader di Forza Italia. Voi avete questa situazione qua, il tavolo per rilanciare la Lega, Vannacci che erode consensi. Dai, mi dica cosa sta succedendo in questo centrodestra, che poi c'è l'ottica ovviamente letta dalla sinistra, dal centrosinistra, no, di quel che vi accade. Ma o che può accadere tra un po'. Allora, il generale notoriamente è un incursore del Corps Moschin, è abituato ad attaccare, è abituato a determinate situazioni e sta trasferendo queste situazioni militari in politica, che non sempre funzionano. Però è evidente che stare all'opposizione, perché in questo momento è all'opposizione della sinistra, della destra e di quant'altro, e fare dei proclami che vanno a colpire ovviamente la pancia anche della persona 84enne cattolica, che però vede determinate situazioni sul territorio, mi riferisco all'immigrazione, mi riferisco ai furti in abitazioni, mi riferisco a tante cose, è evidente che rischia di trasformare la proposta politica in un voto di protesta, come è stato per diversi movimenti. Guardo la consigliera di fronte per ovvi motivi. I grillini, dopodiché non ditemi da dove ho imparato questo. La politica è l'arte del possibile e non dell'impossibile. E quindi fare politica è diverso, e soprattutto amministrare è diverso da fare degli slogan. Allora è evidente che qualcuno può essere attirato, anche qualche ovviamente politico che ha paura di non essere riconfermato, quindi e magari quelli che stanno lasciando la Lega può andare in una direzione dove ritiene sia più tranquillo, perché per riguardo alla Lega, se uno è leghista, ma leghista no? Un vecchio leghista, io mi stupisco dei vecchi leghisti, autonomisti, federalisti, secessionisti, che vanno nella direzione di un generale che più centralista di questo non può essere. Allora, o non erano convinti prima, o adesso ciurlano nel manico, mi permetta di dire questo, da 32 anni di Lega, ecco. E quindi è evidente che potrebbe esserci uno spostamento elettorale a livello nazionale. Però io sono convinto, io in Lega in tutti questi anni ho visto fasi alterne, ma siamo sempre rimasti fedeli al buon governo, alle nostre idee, e sono convinto che rimanere fedeli e rimanere coerenti a una idea politica che è sempre stata presente alla fine pagherà. Però vuol dire non aver dato risposta allora a quelle richieste che oggi vengono fomentate dall'offerta di Vannacci. Le risposte sono state date, ma è evidente che in politica non puoi dare le risposte tutte e subito. Novelli. Ma parlo come Forza Italia. Noi siamo sempre stati un partito di equilibrio, un partito che ha cercato sempre di affrontare i temi senza come dire, stimolare quelli che sono anche i sintomi primordiali che albergano in ognuno di noi.
Di conseguenza il nostro approccio ai problemi, anche quelli legati più intimamente ai sentimenti forti delle persone, il sentimento del bisogno di sicurezza, il sentimento del paese che deve rimanere degli italiani, il sentimento delle città che devono essere pulite, che devono essere controllate. L'Italia e gli italiani abbiamo letto. Ecco, lo abbiamo sempre affrontato con determinazione, ma nello stesso tempo senza mai, forse non ne abbiamo neanche avuto la capacità, di parlare alla pancia delle persone. Per cui in questa situazione mi sento di dire che siamo quasi degli osservatori, quasi in un ambiente sociologico di quello che sta accadendo. Perché? Perché il nostro modo di fare politica non cambia, ma ci rendiamo conto che è iniziata una nuova fase politica che sicuramente sta mietendo dei consensi verso chi si appresta a parlare alle persone in un modo tale che venga stimolato quello che è l'istinto primordiale del bisogno di avere l'uomo forte. Allora, abbiamo capito, la storia lo insegna, che l'uomo forte di per sé non è mai risolutore, anzi è fomentatore di ulteriori dinamiche che vanno verso non la risoluzione del problema, ma verso il peggioramento delle condizioni. Lo abbiamo visto, è stato menzionato i 5 Stelle con un altro approccio, però hanno avuto anche loro un loro spazio che alla fine la politica ha riassorbito. Adesso è subentrato un altro fenomeno, e dico fenomeno perché chi si appresta a cercare la sua autonomia politica, e parlo del generale Vannacci, non può parlare come parlano i partiti tradizionali, quelli che sono radicati sul territorio e che dicono delle cose, deve per forza creare delle iperbole, e lui le sta creando, ed ha anche, se vogliamo, un approccio di autorevolezza tale per cui riesce a catturare l'attenzione delle persone. Dove arriverà? Sono convinto che crescerà nei sondaggi, ma arriverà poi il momento in cui le persone osserveranno il fare, osserveranno i risultati e si renderanno conto che non era neanche quella la strada giusta. 10 giorni fa vi abbiamo fatto vedere quello di SVG, 5.3 Lega, 5.3 Futuro Nazionale, ora questa settimana è 5.4 Lega, 5.3 Futuro Nazionale. Vabbè, dai, con tutto il rispetto per i sondaggi. Poi, ora, Capozzi e Cosolini, arrivo a voi anche per la lettura da opposizione, in questo caso, e col famoso scenario che incentiva, mi fate vedere Narduzzi, ho chiesto ragazzi se mi preparate lui, perché la lettura politica è data, no, soprattutto dal centrodestra, con i detrattori nei confronti di Vannacci, dicendo farà vincere il centrosinistra, farà vincere la sinistra. Mi date Narduzzi, che è passato con Futuro Nazionale? Ce l'avete il servizio? Vai. Io vedo sempre un altro servizio in preview, ecco, grazie, perfetto, vi sentiamo. Mi ha spinto la speranza, l'entusiasmo che vedo in tanti cittadini, che finalmente ci sia qualcuno che porterà avanti, diciamo, le loro istanze fino in fondo, senza paura e senza fare sconti. Danilo Narduzzi, già esponente della Lega Friuli Venezia Giulia, ex capogruppo del Carrocce, assessore all'agricoltura nella prima giunta guidata da Renzo Tondo, ha annunciato il passaggio al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Beh, è una fase proprio di esplosione, io sono appena arrivato, c'è già gente che sta lavorando molto bene anche su Pordenone da tempo, in tutta la regione. Quindi lo stato di salute sicuramente è ottimo e può solo migliorare, dobbiamo solo dare un'organizzazione, una gestione razionale sul territorio. Una scelta che porta un ulteriore nome legato alla storia del centrodestra regionale nel partito promosso dall'europarlamentare, che anche in Friuli Venezia Giulia sta avviando la propria fase costituente e raccogliendo adesioni tra amministratori ed ex esponenti politici locali. Mi avvicino e sono entrato in punta di piedi con umiltà per dare una mano, per sostenere chi già sta lavorando, per costruire progetti e dare spessore, se vogliamo, un po' anche grazie alla mia esperienza passata, a un partito che ha bisogno soprattutto adesso di massimizzare il consenso che il generale Vannacci sta portando, che però poi deve essere tradotto sul territorio in proposte anche locali. Tra i temi che l'hanno spinto a iscriversi al partito, quello della sicurezza. Delle nostre case, delle nostre città, è un tema che io avevo sollevato ancora anni or sono. Mi ricordo con una proposta al tempo al ministro Maroni, ministro degli interni, per un corpo di polizia proprio dedicato alla gestione di questo fenomeno,
e poi anche il tema dell'identità, della cultura e diciamo così, del rispetto delle nostre tradizioni, dei nostri valori, che sono fondamentali per una società coesa, solidale e che abbia un futuro. Allora, così, poi spesso ovviamente si scatena un dibattito via SMS, vi ricordo di partecipare, eccolo, grazie ragazzi al sondaggio. Capozzi, discutevamo anche di un aspetto citato da Narduzzi, che lascia, diciamo, era esponente storico della Lega e va con Futuro Nazionale. Flash, commento a proposito? Non ci credeva prima, o non ci credeva prima, ha fatto un'interrogazione, o non ci credeva prima, o adesso non lo so. Va bene. E bisogna vederli sul territorio, cioè anche, no? Cosa propongono, che cosa pensano. Prego. Poi, io vedo una Lega che sta implodendo e Vannacci è soltanto uno dei tanti sintomi che si stanno verificando, ecco, rispetto ad una crisi che è ormai latente, e questo perché viene contestata la leadership proprio in Matteo Salvini, perché si persegue delle opere fantasmagoriche quando invece vengono trascurate tante opere invece anche sul nostro territorio, perché sta inseguendo in maniera quasi surreale la questione del ponte sullo stretto, quando invece noi abbiamo delle infrastrutture scadenti, basta una pioggia e chi è pendolare lo sa, i treni iniziano a vacillare e quindi ti ritrovi con orari inaccettabili. Oggi ha fatto rimettere l'amministratore delegato, cioè il numero 1 di Ferrovie dello Stato. Certo, Salvini, c'è stato un ritardo, a Milano ho letto di 3 ore. Tutti bloccati inaccettabile, con 40 gradi dentro il treno, sì. E quindi ci ritroviamo di fronte ad una Lega che secondo me non sta dando risposte ai cittadini, ma soprattutto al suo elettorato, sta tradendo il suo elettorato e soprattutto rispetto ai temi identitari che l'hanno sempre contraddistinta. Prima il collega citava proprio la questione dell'autonomia, del federalismo, ma io credo che ormai questi temi non possano neanche essere più rappresentati da Salvini, che è federalista a giorni alterni, o ancora ha creato proprio il nemico nell'immigrazione, facendo passare, appunto, inseguendo questo nemico come una propaganda e trasformando proprio l'immigrazione stessa non in un problema da risolvere ma soltanto in un nemico da combattere, e la Cisint è l'esempio più plateale, appunto, di questa battaglia. Quindi oggi dire che i problemi della Lega siano da rintracciare soltanto nella fuga di Vannacci per me è un problema collaterale, perché Vannacci dalla sua è una delle forze che sta emergendo, secondo me nel tempo raggiungerà anche tanti consensi, però a livello territoriale non posso che evidenziare anche delle contraddizioni anche nelle personalità che hanno aderito a Futuro Nazionale. Da una parte c'è, permettetemi giusto questa parentesi, abbiamo la Spagnolo che proprio qualche giorno fa, consigliere regionale ex Lega, si è risentita ed è uscita dalla Lega presumibilmente per tutta la questione del tagliamento e sulle sue riserve, nei ritardi nel dare delle soluzioni alla Tisana che secondo la sua visione sarebbe rischia e rischia tanto. Dall'altra abbiamo un nuovo ingresso, un nuovo tesseramento, l'ex assessore della ex provincia di Udine Barberio, che invece se i ricordi non mi tradiscono, proprio nel 2019 se n'era uscito dalla Lega proprio perché temeva che venisse costruita una diga sul tagliamento. Abbiamo ancora Ugo Rossi che in tempi non sospetti diceva che il tagliamento dovesse essere... tre versioni diverse. Esatto. Tre versioni diverse, quindi dice. io dico Va anche bene. la credibilità, ecco, non c'è una visione comune e dovrebbe invece esserci una visione comune anche rispetto a dei temi che interessano il nostro territorio. Cosolini farà vincere il centro-sinistra o alla fine si alleano? Che fanno secondo lei? Ma non lo so, guardi, io farei una premessa. Allora, nella sporca dozzina, così si è autodefinita, citazione. No? Ci sono due componenti. Una componente di sentimenti di grande pulsione che definirei fascisti e razzisti nel senso peggiore del termine, e a cui a questo punto non sono più bastati gli slogan modificati dal dover governare, perché diciamo la verità, è giusto, la fa bene Federica a dire governare è una cosa seria e si accorge solo chi lo fa e chi promette cose impossibili, ma come oggi Vannacci spara all'immigrazione, Meloni sparava al blocco navale, ok? A proposito di cose che non si possono fare ma che parlano alla pancia della gente. Dopo, insieme a questa parte caratterizzata da pulsioni, no? Poi c'è la frequente,
succede sempre in questi casi, corsa un nuovo autobus che ti può portare da qualche parte, dove salgono in tanti perché dicono ma lì, sai, qualche seggio in Parlamento, qualche seggio in Consiglio regionale, qualche seggio nei consigli comunali, salta fuori che sia la volta buona per me. Aderisce a Futuro Nazionale un ex sottosegretario, ma prima era passato per altri partiti, no, del Movimento 5 Stelle, che tra l'altro era sottosegretario alla disabilità. Aderisce al partito che propone le classi differenziali. Aderisce al partito che propone, nella persona del generale Vannacci, le classi differenziali. La questione della Lega, ma guardi, io capisco quello che dice Budai, ovvero io credo che ci sia una Lega che sta dentro da 32 anni o da 25 anni e che soffre di certe cose, però sembra che questa sofferenza non arrivi mai al colmo del vaso, perché alla fine Vannacci lo ha creato Salvini. Salvini se lo è portato capolista pensando di ricavarne un lucro elettorale che gli si è immediatamente ritorto contro, e Zaia, Federica, Fontana lo sconsigliavano. Ma allora la domanda è: questa Lega con i valori di 32 anni fa, guardi che io rispetto, e Budai sa che io rispetto, pur non condividendo molto rispetto, ma quanto continua ancora con un capo nazionale che li sta portando sistematicamente al disastro? E allora ci sarà uno sbocco da questo punto di vista vero? Io voglio dire, vorrei credere per certi versi al partito bavarese, perché forse salverebbe quella parte della Lega. Ma se invece si accetta un pateracchio che fondamentalmente non cambia nulla, guardi, in quasi tutti i partiti non italiani, europei, uno che ha ottenuto i risultati di Salvini non sarebbe più il capo del partito. Fermi lì. Risposta cosa dopo la faranno? pubblicità. La sua domanda, mi scusi rapidamente, sì. Cosa faranno? È difficile prevedere cosa faranno. Certo, se penso a Novelli, visto che c'è in sala Novelli, le cui posizioni liberali e democratiche io rispetto e conosco bene, oggettivamente ad aver a che fare con quel figuro che girava con la pistola a Capodanno e poi girava con l'auto ubriaco e che fa le sceneggiate in Parlamento che fa, ecco, per il rispetto che ho di Novelli, spero che non gli tocchi una cosa simile. Fermo lì, se fa la distanza con Forza Italia è chiara e netta, Bissale e Pozzolo, ex deputato di Fratelli d'Italia, quello della sparatoria, di quel colpo di pistola a Capodanno, e poi non solo. Pochi istanti di pubblicità, risposta ovviamente su un paio di aspetti, compreso Novelli. A tra poco. Mm. 22:09. Allora, tra poco torneremo a parlare di Gemona del raduno con gli alpini e quindi a 50 anni del terremoto e le nostre dirette dei giorni scorsi. Vedremo un po' di momenti particolarmente toccanti. Voglio restare sulla politica e poi chiederò anche a voi ovviamente un commento sull'idea del divieto dei social. Impossibile allearsi con Vannacci, e poi torniamo al tema dei 32 anni della Lega. Allora, ci può essere una metamorfosi di chi? Sua. Ma lui dice che ha le linee rosse, cioè quello che dice, propone, bisogna fare, allora, se volete. Allora, l'opinione personale, che non può essere l'opinione di tutto un partito o il movimento, è semplice. Posso essere io compatibile nel portare avanti determinate istanze nel modo in cui le porta avanti in questo momento il generale Vannacci? Mi risulta complicato pensarlo. Posso essere compatibile nel portare avanti delle istanze che riguardino la collettività, le persone, quindi il nostro paese con il generale Vannacci? Posso essere compatibile nel momento in cui lui crea delle condizioni perché siano compatibili queste situazioni, cioè la metamorfosi deve essere la sua, non può essere la mia, perché quando c'è un eccesso non ci può mai essere un risultato finalizzato davvero alla ricerca del risultato per il bene della comunità. Cioè, non trovo possibile in questo momento che
sia un sistema che deve cambiare perché lui possa degnarsi di fare politica con il sistema che in questo momento, nel bene o nel male, sta governando. Non lo trovo, in questo momento non lo trovo compatibile. Mi dice, allora Cosolini evocava già uno degli scenari che poi non si è mai concretizzato e nemmeno adesso. Allora poi ci sono ulteriori scenari, quindi quello CDU-CSU, quindi un partito nazionale, un partito però locale, no? L'idea che ha rilanciato Zaia non è certo nuova, però insomma... E che in questi federali, intanto è saltato l'incontro del 4-5 luglio a Mogliano, che doveva essere un momento importante. Invece è troppo caldo. Troppo caldo, di quella, c'è l'ordinanza. C'è l'ordinanza. Esatto, perché c'è sia qui che in Veneto l'ordinanza, in effetti, c'è tutta Italia caldo. Vabbè, però insomma, è caldo il partito. Ora, quell'idea lì dei due partiti, mettiamola così, non funziona, così come la modifica dello statuto non c'è. Ora, cosa risponde a Cosolini su quella Lega là che non c'è più? Allora, intanto sono contento che tutti si preoccupino della Lega, è importantissimo. Cioè, ci volevano morti fino all'altro giorno, adesso che si preoccupino della tenuta della Lega mi fa piacere, un enorme piacere. Dopodiché siamo un movimento che di base è lo statuto prevede ancora quello che prevedeva lo statuto quando c'era Bossi, sul discorso dell'autonomia, sul discorso della secessione, sul discorso del federalismo. Quindi, anche di fatto il DNA della Lega è sempre quello e la fucina di amministratori, la fucina di idee c'è sempre. È chiaro che ci sono degli alti, dei bassi, ne abbiamo avuti tantissimi, lo stesso Bossi, lo stesso Maroni ci aveva portato in alto. Poi l'opinione pubblica ci ha bastonato altre volte perché non siamo riusciti 34 e quant'altro. No, adesso, la base della Lega resta sempre l'idea di un tipo di amministrazione del territorio, di stare sul territorio e di dare voce alla gente. È chiaro che in questo momento qualcuno va ad agire su dei mal di pancia che sono reali, concreti, lo sappiamo, però dà delle soluzioni che sicuramente, come dice il consigliere Novelli, poi quando vai ad amministrare dovrai tu cambiare, non potrai, perché altrimenti dovremo tornare a cantare e fare delle marcette che appartenevano a molti anni prima. No? Fascismo. Ecco. Quindi la Lega non si preoccupi, perché la Lega troverà la strada per tornare a dare le sue idee e le sue proposte. Con Salvini, con Federica Vice? Lo decideremo e sicuramente troveremo la strada. A proposito, vi faccio ascoltare ieri il tema delle dipendenze a Roma, c'era anche Massimiliano Federica, ecco il nodo dei social e degli smartphone e poi voglio un commento da tutti, daremo il risultato del sondaggio. Dai con Federica. Avete visto prima i numeri per quanto riguarda le dipendenze digitali? Personalmente mi preoccupano molto, se mi permetti Alfredo, è una mia visione personale, non da qualità di Presidente della Regione, però penso che in questo momento alle famiglie italiane sarà dare un messaggio forte, perché non ci si rende conto con tutto l'amore che si prova per i propri figli, però del rischio delle dipendenze digitali. Io non penso che i divieti siano la soluzione, ma penso però che possono essere uno strumento comunicativo importante, soprattutto in un momento iniziale in cui si affronta il tema. Se me lo chiedi, io sono favorevole al divieto per gli smartphone per chi ha meno di 14 anni, non dei social. Perché lo smartphone influisce non soltanto sull'attività dei social, ma sul gaming. Voi pensate che il gaming, la dipendenza dal gaming sia per chi si mette davanti alla PlayStation, qualcuno sì però è tantissimo perché si utilizza lo smartphone che è disponibile al bambino dappertutto, in qualsiasi luogo, 24 ore al giorno. Ho la piena consapevolezza che non è che diciamo vietiamo gli smartphone ai meno di 14 anì, chi ha meno di 14 anni non vedrà mai più uno smartphone, perché può andare a casa d'altro, però lanciare un messaggio forte alle famiglie sulla pericolarità di uno strumento molto potente, su cui ancora non ha la capacità di utilizzarlo, dal mio punto di vista è importante. Allora, non so se l'ha detto, lo direbbe Crepè, però allora lì è la famiglia che manca, cioè se abbiamo bisogno che sia lo Stato, diciamo, a intervenire vietando, cioè il governo, vietando, il Parlamento, vietando, è perché le famiglie mancano, non sono in grado di, certo, può essere, c'è tutto poi un ragionamento, non è che stiamo sollevando le famiglie,
sono in difficoltà, perché poi se ce l'ha un ragazzino non ce l'ha l'altro, allora c'è la diversità all'interno della classe e quindi sei fuori dal giro, cioè sono tanti ragionamenti anche sociologici ovviamente, pedagogici per quanto riguarda questo tema difficilissimo. Tra poco daremo il risultato del sondaggio. Cominciamo da lei, che pensa? Federica dice gli smartphone più che i social, che poi vuol dire ovviamente mi trovo d'accordo con il ragionamento fatto dal Presidente Fedriga, perché lo dico anche da madre, trovo pericolosissimi, ecco, i social, benché i miei figli siano ancora in un'età in cui non usufruiscono, ecco, di questi strumenti. Però in questa fascia di età i ragazzi non hanno una capacità critica sviluppata, non riescono a distinguere la verità dalla finzione, e quindi tanti ragazzi si possono trovare soggiocati. Però non posso non evidenziare anche la contraddizione nelle parole del Presidente, perché parliamo di un Presidente di Regione che è investito proprio in un videogioco che è Fortnite, un videogioco che è un videogioco violento, e quindi sentire dire oggi che c'è una dipendenza dei videogiochi che andrebbe contrastato la trovo una contraddizione in termini. Tutto questo per promuovere il marchio Io sono FVG. Budai allora, poi Cosolini e Novelli. Ma anche non solo sotto i 14, ma anche sopra i 30 ogni tanto, perché ci sono situazioni che veramente, ecco. Però c'è una critica qui, che arriva anche al Presidente. Certamente, non è casuale. È evidente che ci sono situazioni in cui da genitore, perché ho dei figli che sono adesso adulti, però 6-7 anni fa erano in piena adolescenza chiaramente, e ci sono situazioni in cui dei ragazzini attraverso gli smartphone sono stati comandati, sono buttati dalla finestra, hanno fatto male a dei fratelli, comandati, hanno fatto male dai genitori. Cioè il ragazzo non riesce a discernere quello che è veramente quello che è il bene e quello che è il male. 14 anni io ritengo che sarebbe l'età minima sotto il quale determinati accessi dovrebbero essere vietati. Un conto è il telefono per sapere dove sei, cosa fai e quant'altro. Un conto è l'accesso a determinate situazioni che intanto facciamolo, Cosolini, intanto facciamolo, dice Federica anche, no? Poi ovviamente interverremo. Dopodiché sostituire la genitorialità dando il telefono a un minore perché non ho tempo di seguirlo, è chiaro che porta a situazioni incredibili. E quindi una regolamentazione, poi che siano 14, 16 o quant'altro, una regolamentazione sull'accesso dei nostri ragazzi nel mondo dell'internet bisogna darlo. Cosolini e poi Novelli, dai. Ma guardi, il problema è serio, qualche segnale va dato. Io ad esempio sono convinto che qualche segnale dovrebbe anche dato ponendo un freno, ad esempio all'uso degli smartphone dentro le scuole, cioè uno in quelle 4 o 5 ore di scuola non ha bisogno di usare lo smartphone. Poi è vero quello che dice Budai, ovvero, e per questo dico, i segnali possono anche essere divieti, ma se non c'è una grande operazione, chiamiamola culturale e sociale su questo, che cambi la testa innanzitutto degli adulti, non servirà molto, perché spesso lo smartphone al bambino lo si mette in mano anche per non avere conseguentemente il problema di dovergli dedicare un paio d'ore di attenzione giocando con lui, leggendogli un libro o provando a fargli fare qualcos'altro. E del resto mi faccia finire con un'immagine. Sì. Io qualche volta vado fuori a cena con la mia compagna. Bravo. Esatto. Noi quando siamo fuori a cena ci parliamo. Bravo, lo dica, perché non lo fa più nessuno. A Marino, non c'è volta che io non... È imbarazzante. Mi chiedo se si stanno mandando messaggi invece che parlarsi, o se più probabilmente sono andati fuori a cena perché poi ognuno si faccia i fatti suoi con lo smartphone. Bravo. Ma dove stiamo arrivando? No, non è questo un discorso di anziani, di vecchi, è un problema enorme, ci rendiamo conto o no? Cioè fa schifo vedere poi una panchina, manco se parlano tra di loro 3 ragazzini o a cena una coppietta, è imbarazzante, è il male, bisogna rendersene conto. Prego, scusi Novelli, poi vi do il risultato del sondaggio. Sì, questo è un mondo che è sotto gli occhi di tutti. In particolare volevo
però ricordare che dagli 11 ai 14 anni, in questo periodo di inizio adolescenza, lo sviluppo della corteccia prefrontale, che è quella che ci mette nelle condizioni di saper valutare meglio i rischi, di poter avere un senso critico, è ancora non completamente appunto sviluppata. Perciò lo strumento che noi consentiamo a questi ragazzini di usare diventa pericoloso proprio nel momento in cui c'è un abuso. E soprattutto diventa pericoloso nel momento in cui anche un genitore attento, che attiva tutti i sistemi di controllo e di limitazione, non ha la possibilità reale di capire fin dove questi strumenti sono utili per evitare che poi il ragazzo trovi dei percorsi alternativi. Penso ad esempio a quei filmati alienanti e ripetitivi che ti tengono incollato allo strumento, lo scrolling che magari parte con dei messaggi che possono essere legati allo sport e poi devia su delle cose che invece vanno a toccare ad esempio quello che è il senso critico del ragazzo che non è ancora sviluppato, e quindi gli creano ansia, depressione, confronto con un mondo che non esiste. Pensiamo alla bellezza, alla perfezione, al successo, e queste cose sono pericolosissime. Ma arrivo a dire una cosa: o decidiamo che vogliamo mettere nelle condizioni queste piattaforme che hanno dei sistemi evidentemente creati apposta perché questo succeda, metterli un po' all'angolo, e non so come, oppure noi ci troveremo continuamente a fare delle norme che poi non riusciranno mai ad arginare il problema fino in fondo. Però una norma che non riesce ad arginare un problema fino in fondo ma riesce a limitarlo è già una buona norma. E poi l'intervento delle famiglie. Va bene, andiamo al risultato del sondaggio. Vietare i social ai minori di 14 anni. Guardate, sì, 96,4%, non vi dico quante migliaia di telefonate sono arrivate, quindi insomma, per dirvi l'effetto di questo tema, secondo me bisogna parlarne. Allora, grazie a Maria Rosaria Capozzi, grazie a Roberto Novelli,